8 in punto, buongiorno Sicilia entra nelle vostre case come tutte le mattine, ben trovati a tutti voi da Roberta Lunghi e dalla collega Emanuela Corsi. Buongiorno Emanuela. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti voi. Emanuela già pronta, fra poco spazio alla rassegna stampa, ma prima iniziamo il nostro ping pong che riguarda i servizi che raccontano le ultime ore, le notizie, le ultime ore in Sicilia e subito dopo la visione della stessa cosa sui giornali. Cominciamo da un fatto che nelle ultime ore ha ribaltato un po' le ipotesi sulla morte di una donna di 36 anni, una rumena. Si era pensato a una morte molto diversa, invece adesso spunta l'ipotesi che sia stata sbranata dai cani, trovata a Catania, deceduta nell'ex sede del Consorzio Agrario. Sentiamo. Quelli che sembravano essere colpi di arma da punta sono in realtà morsi di animali e l'indicazione preliminare emersa dall'autopsia fatta eseguire dalla procuratrice aggiunta Liliana Todoro sul corpo di Elisabetta Boldijar, la 36enne romena senza fissa dimora trovata morta nell'edificio abbandonato che ospitava l'ex sede del Consorzio Agrario in via Domenico Tempio a Catania. La donna potrebbe essere stata uccisa da quei morsi che sarebbero riconducibili a cani randagi che gravitano in quello stabile, dove sono presenti 2 cucciolate di esemplari di media taglia. Il corpo della donna, su cui è stata eseguita una TAC, è stato trovato riverso tra i rifiuti e con pochi abiti addosso. Così, dopo la tesi dell'omicidio, dai referti medico-legali emergerebbe un'altra ricostruzione sulle cause del decesso, che non sarebbe riconducibile neppure a cause naturali, come invece si era ipotizzato in un primo momento, pensando che i morsi degli animali fossero giunti post mortem, ma che la vittima sia stata invece sbranata dai cani. Teoria che dovrà però trovare conferma negli esami tossicologici che sono stati eseguiti e i cui risultati si conosceranno nelle prossime settimane. Ecco, una vicenda molto triste, Emanuela, dunque cambia un po' lo scenario per questa morte. Sì, lo vediamo sulla Gazzetta del Sud, in questa pagina vediamo donna morta tra i rifiuti, non è stato un delitto. Non è stata uccisa la 36enne trovata morta appunto 5 giorni fa in questo edificio abbandonato che ospitava l'ex sede del Consorzio Agrario di via Domenico Tempio a Catania. Elisabetta Boldijar, romena senza fissa dimora, in passato denunciata per piccoli furti e che gravitava nel mondo della prostituzione e dell'uso di crack, sarebbe morta per cause naturali, però scrive ancora la Gazzetta del Sud. E poi nei giorni scorsi la Procura aveva inviato alla stampa la foto della vittima, invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alla squadra mobile della Questura. Andiamo a vedere anche la Sicilia, la prima pagina di Catania e provincia. Non uccisa con un punteruolo, ma sbranata dai cani randaggi, invece scrive il quotidiano. Morta in questo rudere, l'autopsia, tagli poco profondi, più compatibili con dei morsi. I test tossicologici sul cadavere di Adele, lei era conosciuta con questo nome di Adele, saranno depositati tra qualche settimana. Insomma, si cerca di capire appunto realmente cosa sia accaduto. È stata esclusa sicuramente la pista dell'omicidio, però bisogna effettivamente capire se c'è stata una morte naturale, poi a seguito i cani hanno sbranato questo corpo, oppure se effettivamente certo, la causa sia legata proprio ai cani. Insomma è una vicenda che esige altri chiarimenti. Intanto vi diamo una notizia dalle prime ore di oggi. 30 finanzieri del comando della Guardia di Finanza di Catania sono impegnati nelle province di Catania, Palermo, Siracusa ma anche Parma per un'ordinanza del Tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria per una azienda siciliana. L'operazione di oggi fa riferimento a una operazione antimafia e al sequestro di diversi panetti di droga sequestrati nel 2023 nella zona industriale di Catania e un blitz del 2025 al porto del capoluogo etneo. Vi faremo sapere ulteriori dettagli a seguito della conferenza stampa su questa operazione prevista oggi in procura appunto a Catania. Ieri grande spavento, alle 7:05 una forte scossa di terremoto ha svegliato il territorio del catanese, i danni principali poiché appunto il luogo interessato era prevalentemente il comune di Ragalna, i maggiori danni dunque proprio in questo comune. Ci fa il riepilogo della giornata di ieri in questo servizio la collega Lorena Dolci.
La cucina, un'ampia cucina, ed è tutto distrutto, quindi divani, tavole, sedie, almeno dalle prime foto che qualcuno è riuscito a fare questa mattina. È caduto addirittura il capezzale sopra la bambina, per fortuna non si è fatta niente, siamo rimasti tremanti, il comò, che è bello grande, si è spostato di almeno di 6 centimetri. Sono le 7:05 quando la terra trema. L'epicentro del sisma di 4,5 è proprio a Ragalna, una scossa seguita da uno sciame più lieve che ha causato lesioni a numerosi edifici, compreso il municipio. Sì, strutture pubbliche, ma molti privati hanno avuto veramente danni enormi nelle case. 600 le segnalazioni di danni importanti a edifici privati, ma per fortuna nessun ferito. Molti non sanno se potranno fare rientro nelle loro case. Le zone più colpite, quelle attorno alle vie San Francesco e Dante Alighieri e al villaggio Santa Barbara. In quel momento non si riesce a capire cosa sta succedendo, cosa fare, come andarsene, e non si riesce a scappare. Al comune è stato allestito il centro operativo comunale e i vigili del fuoco hanno attivato un posto di comando avanzato per gestire le richieste di soccorso da parte dei cittadini. Ecco, fin qui ciò che vi abbiamo raccontato. Emanuela, allora cos'è accaduto? Leggiamo i giornali. Sì, vediamo anche questo racconto che fa la Sicilia, pagina 9, di questo terremoto sull'Etna. Leggiamo: paura e danni, un sistema di faglie sotto l'abitato. Parla l'esperto dell'INGV, nube di fumo, non c'entra. Poi il sindaco di Ragalna ha detto: la Russa ha chiamato subito, e Musumeci, paese nel mio cuore. Anche la politica, insomma, si è mobilitata per capire, per sapere cosa è successo appunto sull'Etna. Dicevamo, uno sciame sismico che ha avuto la sua scossa principale di magnitudo 4,5. È stato l'evento più intenso alle ore 6 e 8 minuti, localizzato a 2,9 km a nord-ovest di Ragalna. E poi, insomma, c'è stata anche un'attività intermedia tra le 7 e le 8 del mattino, e poi ancora una coda dello sciame tra le 8 e le 8:42, quindi dicevamo la principale scossa nelle prime ore del mattino, e poi però ci sono stati altri eventi. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud: terremoto, l'Etna trema, scuote la Sicilia orientale. La scossa magnitudo 4,5 sull'Etna ha fatto sobbalzare gli abitanti delle province di Catania, Messina e Siracusa. Le conseguenze più serie, come dicevamo, a Ragalna. Anche il municipio tra le decine di edifici lesionati nel paese. Ai piedi del vulcano, vigili del fuoco sono stati impegnati nelle verifiche strutturali, 600 segnalazioni di danni a case private, e qui vediamo appunto qualche foto di quello che è accaduto in questo comune della provincia di Catania, ai piedi del vulcano. Restiamo su questa pagina perché, insomma, è l'ennesimo evento calamitoso che si verifica in Sicilia, ricordiamo, duramente colpita da altri fenomeni, il maltempo. Ricordiamo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato gravissimi danni sulla zona costiera, ma che, ricordiamo, ha causato anche la frana a Niscemi. Allora, vediamo su questa pagina: stato di emergenza anche per gli altri cicloni, dichiarato dal governo regionale. Messina tra le province più colpite proprio appunto da questa ondata di maltempo. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, approvando la richiesta di stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo che hanno colpito la Sicilia nelle prime settimane di febbraio, con i 2 cicloni Ulrike e Oriana avvenuti nel periodo di San Valentino, ma prima ancora ricordiamo appunto Harry. Allora, noi più tardi, Emanuela, ci collegheremo proprio con Ragalna, sì, con il nostro Edoardo Sergi. Cercheremo di capire come si è svegliata oggi la popolazione, ma soprattutto qual è la situazione ad alcune ore da quanto vi abbiamo raccontato. Adesso cambiamo argomento. I sorvoli su Sigonella hanno messo un po' di inquietudine alla popolazione. A parlare è stato il sottosegretario Mantovano. Ha dichiarato: Sigonella usata solo per logistica e rifornimenti, ma sentiamo il servizio.
Folla di aerei americani e droni sopra i cieli di Sigonella. Nella base USA alle porte di Catania aumenta il traffico di velivoli cargo e droni come il Global Hawk utilizzato per il pattugliamento, ma solo per rifornimento, logistica e sorveglianza aerea. Almeno per il momento gli Stati Uniti non intendono utilizzare la postazione NATO come trampolino di lancio per gli attacchi a Teheran e per farlo serve l'ok del governo italiano. Finora non c'è stata richiesta, spiega il sottosegretario Alfredo Mantovano. Ulteriori chiarimenti arriveranno nelle prossime ore con le comunicazioni dei ministri della difesa e degli esteri Crosetto e Tajani, da cui potrebbero emergere anche le prime indicazioni sugli aiuti ai paesi del Golfo. Ma la Sicilia resta un nodo cruciale per il Medio Oriente in fiamme. A Niscemi è attivo il sistema MUOS che attraverso radar e satelliti garantisce i collegamenti tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani. L'opposizione con il Movimento 5 Stelle ha annunciato un'interrogazione parlamentare ricordando che con MUOS e Sigonella l'Italia è già di fatto coinvolta nelle operazioni militari USA. I parlamentari 5 Stelle per protesta hanno abbandonato l'ARS. Fino a che punto le basi siciliane saranno messe al servizio di Trump, si chiede Gilistro. Schifani ha il dovere di informare i siciliani. Intanto sono stati cancellati voli da e per Dubai sullo scalo di Catania, bloccati negli Emirati tanti siciliani, tra cui Alice, palermitana. Siamo veramente provati, distrutti e non abbiamo più la lucidità e la prontezza per affrontare delle situazioni spiacevoli di questo tipo. E allora, tanti siciliani bloccati, ma soprattutto insomma, l'argomento è proprio Sigonella, Emanuela. Sì, il ruolo di Sigonella in questo conflitto, andiamo a vedere appunto sulla Sicilia, leggiamo in aumento il traffico alla base di Sigonella, ma il governo dice è solo un supporto per logistica e sorveglianza. Intanto si intensifica il traffico appunto di droni e aerei americani che decollano dalla base statunitense di Sigonella in Sicilia, ma solo per rifornimento, logistica e sorveglianza aerea. Almeno per il momento gli Stati Uniti non intendono utilizzare la postazione come trampolino di lancio per gli attacchi a Teheran e per farlo serve l'ok del governo italiano. Finora non c'è stata richiesta, però ha chiarito il sottosegretario Alfredo Mantovano. Restiamo su questa pagina, poi magari vedremo meglio tra poco con la rassegna stampa nazionale, ma chiaramente il tema è quello che si intreccia anche con i nostri fatti regionali. Meloni e Crosetto intanto vanno al Quirinale, Mattarella dice la crisi è grave. Meloni e Crosetto incontrano appunto il capo dello Stato che esprime preoccupazione rispetto a questa situazione di escalation in Medio Oriente, voto in Parlamento intanto per gli aiuti al Golfo e Tajani sente Rubio. E poi c'è questa relazione dell'intelligence, allerta terrorismo, preoccupano i lupi solitari, quindi c'è anche un'altra guerra, quella del terrorismo che minaccia l'Occidente. Vediamo anche questa pagina di Repubblica Palermo, allerta Sigonella, Niscemi e Birgi, basi statunitensi già coinvolte nelle operazioni. Massimo allarme per la stazione del MUOS e nei centri americani, delucidazioni chieste a Crosetto dal Movimento 5 Stelle, come sentivamo anche nel servizio di Lorena Dolci. E poi sempre su questa pagina vediamo data Ormina, Scopello, prenotazioni cancellate. Questi sono i primi effetti di questa situazione di alta tensione internazionale che riguarda anche la Sicilia proprio per la presenza di queste basi militari statunitensi. Ora la guerra fa paura, depennamenti oltre la media nella perla dello Ionio, Federalberghi, conflitto drammaticamente vicino alla Sicilia, quindi la percezione un po' di tutti quanti è che questa guerra sia proprio accanto a noi. E poi ti faccio vedere, Roberta, vi faccio vedere anche questa mappa a proposito di Sigonella che invece oggi pubblica il Corriere della Sera, dove mostra quelle che sono le basi, gli aeroporti, diciamo tutti i punti logistici americani che potrebbero entrare nel conflitto a breve. Quindi cosa può usare l'America in Italia? Da Aviano a Sigonella anche munizioni nucleari, serve l'ok però del governo per quanto riguarda queste missioni. E qui vediamo proprio Sigonella che è il principale
hub dell'aviazione di Marina USA, la più attrezzata base logistica in appoggio alla sesta flotta americana nel Mediterraneo. E allora, adesso cambiamo pagina, nona vittoria consecutiva tra le mura amiche, un po' la legge del Barbera per il Palermo che ieri ha battuto il Mantova 2-1. Marco Gullà. Il Palermo torna in carreggiata, batte 2-1 il Mantova, conquista la nona vittoria consecutiva al Barbera e mette dentro 3 punti che lasciano accesa la speranza della promozione diretta. Rosanero che adesso accorciano nei confronti del Frosinone terzo, un solo punto di distanza dalla coppia di Vetta, Monza e Venezia. I punti invece di distacco sono 6. Vittoria doveva essere, vittoria è stata ieri sera per gli uomini di Inzaghi che dopo un primo tempo dominato e in vantaggio per 2-0 e con l'uomo in più per l'espulsione di Zuccon del Mantova, nella ripresa si sono però complicati la vita. L'ingresso di Blen al posto di Ranocchia ha sfaldato i siciliani, il francese l'ha combinata grossa con espulsione e rigore concesso al Mantova, ma riavvolgiamo il nastro. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con grande convinzione e decisa appunto a indirizzare immediatamente la gara e infatti la rete di Ranocchia, arrivata dopo nemmeno 2 minuti sul cronometro, ha agevolato la conduzione della gara. Destro telecomandato del centrocampista e palla in rete. Il Palermo gioca benino ma non riesce a chiuderla, così al 32esimo i virgiliani rimangono in 10 uomini, ingenuità clamorosa di Zuccon già ammonito che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Al 38esimo il raddoppio rosanero firmato dal solito Poyampalo, il finlandese approfitta di un assist delizioso di Palumbo e con una zampata sotto porta batte Bardi. Ripresa, Inzaghi sostituisce Ranocchia che ha ammonito e per il Palermo si spegne la luce. Il Mantova in 10 viene resuscitato da questa ingenuità di Blen che forse subisce fallo ma per l'arbitro è rosso e calcio di rigore che Marras trasforma 2-1. Inzaghi mette dentro Gomez al posto di Palumbo, questa volta la mossa è azzeccata. Il francese dà ordine a centrocampo ed è bravo a contenere gli attacchi degli ospiti. Nel finale grande parata di Joronen a salvare il risultato anche se era già stato segnalato un fuorigioco. Finisce 2-1, il Palermo torna a vincere e dimentica Pescara. E andiamo subito alla rassegna stampa, al proseguo della rassegna stampa regionale. A te Emanuela. Sì, vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo e partiamo proprio dalla fotonotizia dedicata a questa nona vittoria della Palermo. Il Palermo riprende la corsa, vittoria sofferta al Barbera e poi invece l'apertura, sanità, via alla liberalizzazione, i privati pronti alla rivolta. La Regione prepara i primi bandi per posti letto, esami e visite specialistiche in convenzione. L'interesse dei grandi gruppi spaventa gli imprenditori siciliani. Business da 1 miliardo. E poi vediamo ancora polveriera Brancaccio a Palermo, secondo attentato e emergenza racket. E ancora il prefetto allo Zen, lezione di legalità alla scuola di Falcone. Anche qui in prima pagina naturalmente questi venti di guerra che soffiano anche in Sicilia. La guerra spaventa i turisti, da Taormina a Scopello pioggia di cancellazioni e poi Sigonella e Birgi sotto allerta. Nel taglio basso vediamo ancora l'effetto Sanremo, tutti pazzi per Tony Pitoni, al Golden il cantante mascherato appunto che è stato uno dei protagonisti di quest'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha duettato con Ditonella Piaga nella serata appunto delle cover. Vediamo le altre prime pagine, il giornale di Sicilia. Apertura, la guerra va oltre il Golfo, gelo europeo per Trump, vediamo tra poco cosa sta succedendo intanto in Medio Oriente, poi vediamo invece le notizie siciliane, anche qui il racket alza il tiro a Brancaccio, c'è un nuovo attentato, secondo assalto in 24 ore, incendiato un escavatore di una ditta al lavoro per le fognature. E poi la Sicilia che si prepara al voto il 24 e 25 maggio, quando appunto si voterà per le comunali da rinnovare circa 70 amministrazioni, tra cui Messina, Agrigento ed Enna. Anche qui il Palermo in prima pagina che riprende la corsa, la squadra di Inzaghi adesso è a un punto dal Frosinone, terzo in classifica. La Gazzetta del Sud, naturalmente apertura dedicata alla guerra in Medio Oriente, affondata nave militare iraniana e la guerra arriva nel Mediterraneo, missile di Teheran diretto in Turchia abbattuto
dalle difese NATO, blackout totale in Iraq. E poi le prossime comunali in Sicilia, 70 comuni alle urne il 24 e 25 maggio. Questa mattina a Messina si insedia il commissario straordinario Piero Mattei. Sul suo tavolo c'è già il dossier sulle partecipate. Il centrosinistra continua a non trovare la quadra sul candidato sindaco. Il PD ha rinviato a oggi la direzione provinciale. E poi vediamo nel taglio basso prestiti con tassi di usura fino al 300%. Una vittima denuncia, ci sono 5 indagati. L'inchiesta condotta dalla squadra mobile coordinata dalla DDA. Questo accade a Messina. Ultima prima pagina, andiamo a vedere anche la Sicilia. Ecco qui. Missile iraniano verso la Turchia, Erdogan, evitate l'escalation. E poi traffico in aumento alla base di Sigonella. Cosa succede in Sicilia? Ma il governo dice soltanto un supporto. La fotonotizia dedicata al terremoto di ieri mattina che ha svegliato tanti catanesi, sveglia con scossa, è appunto il titolo: sisma con epicentro a Ragalna, paura e danni. Grazie Emanuela, noi adesso come da consuetudine andiamo a dare uno sguardo alla strada, alle arterie catanesi con le nostre telecamere. Vi mostriamo il traffico in questo momento attivo sullo snodo dell'ex tondo Gioeni e come sempre insomma il movimento delle auto è piuttosto a rilento. Ci spostiamo ancora con la prossima immagine, vediamo un po' dove ci porta il nostro obiettivo. Eccolo qua, via Vincenzo Giuffrida, l'ingresso della città e l'uscita ovviamente dalla città. Ci sembra insomma piuttosto fluido lo scorrere delle auto su questa arteria cittadina. E ancora il solito traffico sulla circonvallazione. Questo è il tratto che diciamo vedete più trafficato in direzione Mister Bianco, mentre estremamente sgombero quello in direzione Ognina. Che vediamo adesso delle bellissime nubi che non ci permettono di scorgere l'Etna, e vedremo di capire se ecco dall'altro versante insomma anche qui si gioca di intuizione, nulla di particolare. Certamente il cielo in questo momento non permette di godere del panorama dell'Etna. A questo punto ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo con Emanuela Corsi per la rassegna nazionale e internazionale. A tra poco. Buongiorno Sicilia, e pronti per la rassegna stampa con i fatti nazionali e internazionali e con Emanuela Corsi. A te Emanuela. Sì, intanto andiamo sul sito dell'ANSA, Roberta, per vedere se ci sono degli aggiornamenti, perché chiaramente è tutta una situazione in divenire, quindi molte notizie che troviamo oggi sui giornali possono essere già superate. Ecco. Infatti vediamo l'apertura, nuovi raid israeliani su Teheran, una petroliera colpita al largo del Kuwait, poi boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. Le autorità kurde smentiscono l'ingresso di curdi iracheni in Iran, come era stato detto appunto nelle ultime ore. Axios: non è chiaro se l'offensiva possa essere lanciata nelle prossime settimane. E poi Carney non esclude la partecipazione militare del Canada. Questa appunto la situazione, l'ultima notizia che vediamo in apertura appunto sul sito ansa.it. Vedremo tra poco appunto se ci sono altri aggiornamenti. Intanto ritorniamo alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola e vediamo il Corriere della Sera che scrive appunto: Iran, curdi pronti all'attacco. È stato smentito un attacco dei curdi, ma è stato detto che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. I media statunitensi: offensiva via terra, ma appunto arrivano delle smentite. Iraq, raid e blackout. Sanchez sfida Trump e poi appicca una fregata di Teheran con oltre 80 morti. E vediamo appunto in queste immagini del periscopio del sottomarino della Marina statunitense che ha affondato questa nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. E poi un missile diretto sulla Turchia è stato intercettato dalla NATO. Questo è diciamo il sommario di tutto quello che è successo nella giornata di ieri. E poi vediamo il caso Hormuz, dello stretto di Hormuz, che ricordiamo è un punto di snodo fondamentale per il settore energetico ma anche per il trasporto di merci. Rischi e danni
della chiusura. Da lì passa un terzo del petrolio mondiale. Già si cominciano a vedere anche i primi effetti e lo vediamo anche qui sul Corriere, borse in ripresa, il petrolio però frena la corsa. Ancora aiuti militari, Meloni chiede il voto dell'Aula. E poi Kurdistan e alleanze, quelle milizie che la CIA sta armando. Vediamo le altre notizie. Referendum, avanti il no, affluenza stimata al 42%. Ricordiamo che proprio questo mese si andrà alle urne per votare a favore della riforma della giustizia o meno. Il sì può prevalere se vota il 49%. E poi questa notizia di cronaca ieri, Nola si è stretta attorno a questa famiglia che ha perso il piccolo Domenico, folla e palloncini per Domenico, l'addio a Napoli, presente anche il premier Meloni che ha abbracciato la mamma di questo bambino, ricordiamo, al quale è stato trapiantato un cuore bruciato. Vediamo Repubblica con Sanchez in primo piano, che dice no alla guerra e si pone contro Trump. Il premier spagnolo sfida appunto il presidente degli Stati Uniti, l'Unione Europea si divide. Intanto missile di Teheran verso la Turchia, aiuti militari e uso delle basi. Meloni e Crosetto vengono ricevuti da Mattarella che parla di situazione grave. E intanto è stata affondata una nave iraniana, offensiva curda via terra. E poi il reportage di oggi realizzato da Repubblica a Dubai, nell'ex paradiso. Adesso il cielo fa paura, abbiamo visto che sono tantissimi gli italiani che sono bloccati lì, mentre a Beirut in Libano la morte bussa in camera. Vediamo il Tempo, perché si parla, dopo la morte di Khamenei, dopo Khamenei la guida dovrebbe essere presa in mano dal figlio. E chi è questo figlio? Oggi ne parla il Tempo. L'oligarca di Allah, un patrimonio personale stimato in alcuni miliardi di dollari. Le cure a Londra per impotenza sessuale, ora si prepara a massacrare gli iraniani sulle orme del padre. Chi è davvero Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema appunto di Teheran? Vediamo Avvenire. Le guerre preventive incendiano il mondo. Il segretario di Stato Vaticano Parolin parla, questa è l'apertura appunto di Avvenire con le sue parole, diritto internazionale in crisi, alla giustizia subentrata la forza. Intanto prosegue l'escalation, gli Stati Uniti affondano una nave di Teheran, missile verso la Turchia. E poi le sfide dell'Unione Europea, Mezzola, l'Europa sia autonoma, l'Iran minaccia tutti. Ancora vediamo la prima pagina del Resto del Carlino, anche qui apertura dedicata a questo fronte di guerra, missile iraniano sulla Turchia, scontro intanto tra Trump e Sanchez, ma vediamo anche altre notizie. Nel taglio alto a Forlì, morti sospette in ambulanza, autista segnalato dai colleghi. Spunta un possibile movente, l'uomo che trasportava appunto questi pazienti che poi sono morti in circostanze ancora da accertare, era in contatto a quanto pare con un'agenzia funebre. E poi vediamo ancora a Zola Predosa, 20 persone intossicate dal sushi, chiuso un ristorante cinese, una ragazza è finita in ospedale. Nel taglio basso, sempre per la cronaca, droga in carcere, 60 detenuti in rivolta a Prato per prendere i panetti di droga che venivano lanciati dall'esterno. Hanno impedito il sequestro, il procuratore parla di una situazione difficile. Andiamo a vedere il Messaggero di oggi. Addio guerriero, questo è il titolo scelto per questo piccolo di 2 anni che è morto ieri ai funerali del piccolo Domenico. La folla commossa grida: ora fate giustizia. E poi l'abbraccio di Meloni ai genitori, ma il titolo di apertura è naturalmente dedicato alla guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti che affondano la nave iraniana, la guerra navale arriva nello Sri Lanka, i mercati tornano positivi e scende il gas. Sempre nel taglio alto vediamo questa notizia, perché
è stata attribuita a Michelangelo quest'opera, il busto del Cristo, è un'opera appunto dell'artista. Quest'opera si trovava nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura a Roma e adesso è stata stabilita la paternità, raffigura il volto di un amico appunto di Michelangelo. E poi ancora il giornale di oggi, vediamo il titolo di apertura: farsa anti-americana, scrive Sanchez guida la rivolta socialista a Trump, scontro con Washington e la sinistra italiana inneggia al nuovo eroe. Intanto Teheran attacca Turchia e Iraq, Iran offensiva di terra dei curdi. Ancora un'altra prima pagina, Il Sole 24 Ore, andiamo a vedere appunto il caos Iran, conflitto sempre più globale, la Spagna che dice no alla guerra e a Trump, e poi vediamo per quanto riguarda l'economia, energia, la revisione dell'ETS, che sarebbe il sistema europeo di scambio delle emissioni, sul tavolo del Consiglio europeo. Ultima prima pagina, Roberta, sì. Non so se abbiamo ancora tempo. Sì. Il Fatto Quotidiano, vediamo, il governo ci porta alla guerra, scrive appunto il giornale, ok a uso basi statunitensi, SAMP-T e droni ai paesi del Golfo. E poi vediamo anche per quanto riguarda la riforma della giustizia, Nordio, tour in elicottero della Guardia di Finanza, il ministro fa campagna per il sì col volo blu e incontra un uomo legato ai clan. Ci fermiamo qui? Ci fermiamo qui, ma ritroveremo Emanuela più tardi. Adesso una pausa, poi cominciamo con i nostri argomenti di oggi, tanti e davvero molto interessanti. Inizieremo con Catania e con la possibilità di un nuovo regolamento per gestire i beni comuni della città. Torniamo tra un attimo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ve l'avevo anticipato, restiamo a Catania, dove in effetti siamo fisicamente, ma per parlare dell'organizzazione, di quella che è l'attenzione anche del cittadino al bene comune. In studio con noi c'è Giannina Ciancio, presidente della quarta commissione consiliare. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, un nuovo regolamento, possiamo dire una nuova organizzazione dei beni comuni della città. Cominciamo subito a capire di che beni comuni si tratti. Sì, allora il regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, è stato elaborato dalla quarta commissione che mi onoro di presiedere, sì. E di fatto è uno strumento che mira a istituzionalizzare delle buone pratiche. Di fatto molti cittadini già oggi si prendono cura dei propri spazi comuni, quindi di piazze, strade, vicoli, parchi, solo che lo fanno in maniera un po' disorganizzata, senza diciamo un disegno organico e senza che l'amministrazione ne sappia nulla. Il paradosso è che questi cittadini molto spesso rischiano anche magari delle denunce per occupazione del suolo pubblico, perché magari mettono una fioriera, mettono una panchina per evitare magari che le macchine ostruiscano la strada e quindi non li facciano, non facciano passare attraverso vicoli o non li facciano entrare addirittura dentro le loro abitazioni. Quindi delle buone pratiche appunto poi vengono addirittura punite, possono essere punite perché non c'è un regolamento che disciplina questo tipo di attività. Ecco, le iniziative personali molto spesso, seppure come dice lei volte a un abbellimento, a una miglioria, a una pulizia, proprio non conoscendo, no, alcune regole base, possono intralciare. Questo è già successo in città. Sì, però serve proprio a questo il regolamento, a rendere complici, no, l'amministrazione e i cittadini nella cura del bene comune. Quindi il cittadino che è spinto chiaramente dal buonsenso e dalla voglia di rendere decorosa magari la strada in cui abita, anziché farlo in autonomia o
o comunque farlo senza nessun tipo di confronto con l'amministrazione, presenta un patto di collaborazione, quindi ha anche un supporto, una risposta, un'interlocuzione con un responsabile del procedimento che gli darà le indicazioni su come farlo nel migliore dei modi. Veniamo proprio al punto. Io, cittadino, voglio partecipare all'organizzazione. Che cosa faccio fisicamente e praticamente? Allora, il regolamento prevede che l'amministrazione pubblichi all'interno del sito istituzionale, quindi in questo caso del sito del comune, un modulo standard. Abbiamo deciso di fare una cosa molto snella, molto semplice, perché potevamo anche caricare questo regolamento a livello procedurale di cose un po' più importanti, però ci tenevamo invece a far sì che il processo fosse veloce, snello e fosse semplice per il cittadino. Quindi l'amministrazione carica un modello standard in cui il cittadino descrive brevemente il tipo di intervento che vuole fare, pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione, posizionamento di arredo urbano o elementi di decoro urbano, lo presenta all'amministrazione e questa lo autorizza semplicemente, senza particolari iter che chiaramente, qualora dovessero riguardare interventi più sostanziosi, seguono altri tipi di regolamento, non parliamo di questo. Ma mette nelle condizioni, quindi dà delle approvazioni, ma fornisce anche qualche strumento? Sì, dà anche sicuramente delle indicazioni, perché nella misura in cui io presento un intervento che possibilmente per quello che per come l'ho immaginato non si può fare, l'amministrazione ha un tot di tempo, ha 30 giorni di tempo per dirmi no, non si può fare, cambia il progetto in questo modo, oppure direttamente di cambiare l'impostazione del progetto. Una cosa importante, io fino a ieri ho sentito il capo di gabinetto, perché io spero che entro il mese venga pubblicata questa sezione, diciamo, nel sito istituzionale. Il capo di gabinetto si è preso un impegno, ma credo che anche il sindaco condivida questo regolamento, quindi io spero prima possibile, comunque entro il mese, che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente una sezione in cui i cittadini possono andare tranquillamente e scaricare un modulo standard e compilarlo. Ma che poi anche il cittadino si possa sentire riconoscibile di un valore, no? All'interno di una collettività, perché fare delle cose così, svegliarsi al mattino e dire adesso pianto un fiore, per carità, insomma un fiore non nuoce mai a nessuno, è solo una cosa positiva, ma invece entrare, no? In modo riconoscibile dentro un progetto. Sì, ma infatti tutti questi regolamenti, questi sulla partecipazione civica, no? Abbiamo il regolamento sulla democrazia partecipata, che deriva da una norma regionale che tra l'altro ho avuto anche l'onore di contribuire a scrivere. Democrazia partecipata, ora abbiamo in discussione un regolamento sul Consiglio Comunale dei Ragazzi. Non è tanto la finalità, diciamo, di quello che prevede il regolamento, ma il processo, no? Quindi cosa porta a quel risultato? Partecipazione civica, banalmente, o educazione civica applicata per i bambini, o comunque un procedimento in cui il cittadino si senta parte in maniera riconosciuta della propria città e se ne possa prendere cura, senza sostituirsi chiaramente, perché non deve essere un sostituirsi alle mancanze. Non deve essere un lavoro per il quale diventa poi no. Però, né tantomeno il comune può delegare il cittadino a fare dei servizi che spettano al comune. Però è proprio l'idea di farlo insieme, ecco, di prendersi cura insieme e rigenerare spazi in maniera comune. In questo senso, per la sensibilizzazione sono certamente terreno fertile i bambini, no? Certamente c'è modo anche all'interno delle scuole di una sensibilizzazione rispetto a intanto una civiltà che è fondamentale, basterebbe solo quella per non creare tanti danni, e poi alla partecipazione di qualcosa di positivo. C'è come dire, già questo progetto, questa idea di estendere tanto ai bambini?
Sì, l'idea. assolutamente. Comunque il regolamento prevede anche un momento di formazione, un momento di il Comune dovrebbe tendere a promuovere quanto più possibile appunto l'applicazione del regolamento, proprio nella direzione, insomma, di far capire che la città non è solo un posto che abitiamo o che in cui riceviamo dei servizi, ma è una città che è un posto che dobbiamo vivere fondamentalmente e dobbiamo contribuire a rendere vivibile e a misura d'uomo, non solo attraverso, diciamo, l'amministrazione, ma anche tramite le nostre piccole azioni quotidiane. In ultimo le chiedo i quartieri. Presumo che questa organizzazione possa essere in qualche modo legata alla suddivisione anche in quartieri. Ci sono dei quartieri più sensibili rispetto alla tematica? Già ha avuto modo di constatarlo? Allora, in realtà il regolamento si rivolge in egual modo a tutta la città. Io già ho avuto diciamo, dei cittadini che mi hanno contattato per dire: noi vorremmo presentare un progetto di rigenerazione, ad esempio a San Cristoforo, in questo caso era un'unione di persone che si occupano di ricettività, quindi stanno cercando di migliorare anche le condizioni di pulizia e di decoro delle vie in cui operano, e vorrebbero fare un progetto più sostanzioso e più strutturato, e vorrei coinvolgerli, diciamo, vorrei dargli questo strumento proprio per dirgli: guardate che adesso abbiamo uno strumento che ci consente di fare tutto questo in maniera istituzionalizzata. Quartieri si rivolge a tutti, anzi più quartieri, insomma, possono essere attraversati da questo tipo di processi meglio è. Alcuni lo sono già, penso a San Berillo, penso allo stesso San Cristoforo, penso a Librino. L'importante è che questi interventi non si traducono in semplice decoro urbano, perché quello, insomma, di quello non abbiamo bisogno, ma si traducano in un procedimento appunto che coinvolga i cittadini e i residenti. Perfetto, soprattutto. Io la ringrazio tantissimo, magari verremo a curiosare tra qualche progetto realizzato fra con piacere, con piacere. E ringraziando ovviamente Gianina Facio, Gianina Ciancio, era un'attrice, Gianina Facio. Chiedo scusa, è un errore di ricordo, sì, no? Di sì. un'altra cosa. E noi adesso salutiamo ovviamente, chiudiamo questo argomento, ci occupiamo tra un attimo di sicurezza sull'Etna, lo facciamo con la Polizia di Stato. Torniamo. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per giovedì. Sull'Italia rimane presente un campo di alte pressioni con tempo in prevalenza stabile, anche se con nubi basse tra la Val Padana e le coste adriatiche. In Sicilia anche qui avremo una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento però presente sulle zone costiere ioniche, anche sulle aree interne, a tratti sulle zone tirreniche, con ventilazione generalmente debole, a tratti moderata sul canale e il mare di Sicilia. Le temperature abbastanza miti durante il giorno tra 17 e 20 gradi. Venerdì invece il tempo peggiora per l'avanzare da ovest di un'area di bassa pressione della penisola iberica, che porterà maggiori annuvolamenti e qualche pioggia nel corso del giorno in Sicilia, fenomeni più probabili sui settori centro-occidentali dell'isola. Le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori diurni, intorno ai 15-17 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. E dopo lo sguardo sulle previsioni del tempo, saluto Antonino Ciavola, vice questore della Polizia di Stato di Catania. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ben trovato. Allora, oggi con la Polizia di Stato affrontiamo un tema che in questa area territoriale, ma non solo, perché ovviamente l'Etna è meta di turismo assolutamente da tutto il mondo, in questo tema parliamo di sicurezza, perché la sicurezza va garantita, no? In luoghi dove improvvisamente, come vi è accaduto recentemente, si può verificare l'inatteso, no? Anche se magari le condizioni meteo non creano problemi, sembra tutto a posto, invece magari nel mezzo di una giornata serena, una piccola di 9 anni,
comincia a terrorizzarsi e paralizzarsi letteralmente sulla neve. Gioco facile per i genitori? No, gioco difficilissimo, gioco più semplice per la polizia. Partiamo da questo racconto. Sì, il racconto, diciamo, in questo caso è uno dei tanti racconti. Diciamo. In questo caso la bambina ha voluto fare una fotografia con chi l'ha aiutata a superare quella paura, perché il pendio era diventato, diciamo, abbastanza ripido per lei, e quindi a quel punto si è un po' impaurita, si è bloccata e la madre non aveva le competenze sciistiche per poterla portare giù. Infatti vediamo dalla fotografia che uno dei nostri poliziotti, in particolar modo proprio Francesco, diciamo, il nostro responsabile di soccorso su piste, l'ha presa in braccio e l'ha portata giù, diciamo, in sicurezza. È uno dei tanti interventi che vengono effettuati o in questo modo oppure con la motoslitta. Noi, diciamo, facciamo questa tipologia di soccorso purtroppo anche per casi molto più gravi, a volte dobbiamo attivare anche le di soccorso. Qua abbiamo una collaborazione con il 118 che è lunga, che va da anni, e riusciamo, diciamo, a soccorrere le persone anche in condizioni assolutamente molto più critiche. Questa è una storia assolutamente a lieto fine, è una storia anche molto carina, dico molto bella, perché la bambina poi ha voluto fare una foto con i suoi angeli custodi. E in particolar modo vedi la sicurezza sulle piste è garantita dagli sciatori della Polizia di Stato, esatto, che fanno un corso, una selezione particolarmente dura, perché non devi solo essere un abile sciatore, ma devi anche saper utilizzare tutti gli strumenti, il toboga, che appunto è questa lettiga che scivola sulla neve al pari di un grande slittino, sì, ecco, per i telespettatori, sì, perché magari non l'hanno mai vista, per poter trasportare giù a valle qualcuno ovviamente che ha subito un infortunio, e ci vogliono delle tecniche particolari, fanno dei corsi molto duri, oltre alle selezioni poi un corso che dura 3 mesi. Sono gli sciatori esperti o sono gli improvvisati della neve a creare qualche intoppo in più? Se potesse farci un po' un bilancio. Ha centrato assolutamente proprio l'obiettivo. La criticità più grande è che si avventurano tantissimi, proprio perché ad esempio le prime piste sono molto facili, allora è facile, diciamo, magari avventurarsi anche per i neofiti, però è vero che la maggior parte di loro non hanno acquisito, prendono alcuna lezione per poter andare sugli sci o sullo snowboard, e questo poi genera tantissimi incidenti, non solo esclusivamente sulla propria persona, ma gli sciatori o gli snowboarder in generale, i frequentatori delle piste, devono sapere e possono creare un problema agli altri. È giusto anche lanciare sempre, grazie al vostro invito, il fatto appunto che è obbligatoria la responsabilità civile come assicurazione, proprio perché posso creare un danno agli altri. In questi giorni stiamo facendo dei controlli mirati e purtroppo in tanti, diciamo, stiamo rilevando che non hanno la rassicurazione. L'assicurazione, ripeto, è obbligatoria, costa poi pochissimo, ma ti, diciamo, in qualche modo solleva non solo dalla sanzione, ma da un eventuale problema che tu puoi avere, perché puoi creare qualche danno agli altri. Io penso che questo sia un lato della vicenda quasi oscuro per tanti, per cui oggettivamente credo che sia molto importante ribadire anche, sì, questa cosa. Ma la vostra attività è un'attività di controllo costante o un'attività che si svolge in emergenza? No, è un'attività di controllo, di vigilanza. Voi dovete immaginare gli sciatori come una volante, è sì, la volante delle nevi, sì, a bordo degli sci o a bordo della motoslitta. Questo è quello che facciamo quotidianamente in tutte le località sciistiche, in particolar modo sull'Etna, e quelle che, diciamo, abbiamo noi qui a Catania, come questo di Catania, e hanno una vigilanza come un controllo per quanto riguarda la prevenzione, e quindi quando vediamo dei comportamenti scorretti i nostri sciatori intervengono in modo immediato, una velocità non commisurata, per esempio il mancanza d'uso del casco, che ormai è obbligatorio anche sopra i 18 anni, quindi è giusto appunto renderlo ridotto per tutti, perché chi frequenta le piste lo sa, ma a volte lo dimentica, e noi dobbiamo essere lì per ricordarlo. Lo ricordiamo in modo preventivo grazie a una collaborazione anche con chi gestisce le piste, perché non facciamo proprio fare ingresso sulle piste se non indossano il casco, e nel contempo magari se qualcuno poi successivamente lo toglie, come in questi giorni, perché non lo vuole indossare, è stato sanzionato, ma ne va ovviamente della sua incolumità e chiaramente a beneficio della collettività, per evitare anche spese inutili, no? E quindi spese sanitarie comunque magari possono essere inutili per chi magari poteva prevenire, e quindi il casco serve a tutela di tutti. Da quest'anno, ripeto, è importante specificarlo e sottolinearlo e ribadirlo anche per chi ha compiuto i 18 anni. Ecco, dottore Sciavola, rispetto alla prevenzione lei già mi ha dato delle indicazioni, ma ci sono altre indicazioni
per prevenire dei problemi sulla neve? Assolutamente sì, quando si è stanchi bisogna fermarsi in modo immediato, non bisogna mai forzare in questo senso il nostro corpo, e sono le regole basilari, ecco, per chi è che fa un'attività sportiva in generale. Sulle piste, lei ha detto in apertura, le condizioni meteo in una situazione appunto sull'Etna, che abbiamo anche un'altitudine importante, diciamo, sciamo fra i 2005 e 1008, anche a volte appunto per chi va sopra anche con le pelli, diciamo, e si arrampica in uno sci d'alpinismo anche a 3000 metri. È importante conoscere bene, diciamo, comunque la nostra montagna, il nostro vulcano, per essere precisi, e le condizioni meteo cambiano, e cambiano velocemente e rapidamente, e ti sorprendono. Cioè basta la bufera solo... arriva in un attimo. Ma non è soltanto un problema di bufera magari sull'Etna, ma anche soltanto un problema magari di visibilità. Una nuvola che si abbassa improvvisamente o che si alza rispetto appunto alla nostra altitudine, perdi la visibilità. Se perdi visibilità perdi l'orientamento, e devi essere un bravo sciatore per riuscire appunto. Quindi non si va mai da soli, si va sempre con qualcuno, si va sempre con un telefono carico, perché a volte capita di avere un telefono scarico, di lasciarlo in macchina, è un gravissimo errore oggi, perché è lo strumento, è vero che siamo un po' tutti dipendenti, ma sicuramente in questo caso ti aiuta. E quando si va soprattutto fuori pista, dove è lecito farlo, lo voglio specificare, perché il fuoripista non è quasi mai, diciamo, opportuno diciamo, farlo senza appunto le guide, bisogna comunque sempre segnalarlo, dire dove stiamo andando e affidarsi a delle guide esperte. Queste sono delle regole basilari per salvaguardare la nostra vita. Purtroppo dei comportamenti scorretti, anche soltanto l'abbigliamento non idoneo, porta anche, parliamo di veramente delle cose basilari, però molte volte questi, diciamo, soprattutto sull'Etna vediamo magari qualcuno che si improvvisa perché le condizioni climatiche... Andiamo coi jeans. Sì, perché le condizioni climatiche della città magari lo permettono, però poi quando arrivi su cambia completamente. Lei diceva il telefono per chiamarvi qualora non ci fosse un poliziotto sciatore proprio in quell'istante lì, e c'è sempre il numero unico di emergenza? Assolutamente sì, il soccorso può essere chiamato con numero unico di emergenza. I nostri impianti sono serviti da un collegamento radio, non solo con la nostra sala operativa, ma anche tra tutti gli addetti ai lavori. Abbiamo, oltre noi, è giusto ricordarlo e mi fa piacere ricordarlo, abbiamo una grande collaborazione con un'associazione di volontari che fa anche soccorso sulle piste, con i quali collaboriamo, che è la FIPS, che è una bellissima realtà, è giusto anche dirlo, perché sono proprio volontari che quotidianamente, non solo diciamo quando sono liberi, vengono su in montagna con noi e ci danno una mano appunto nella fase di soccorso. Questa collaborazione, anche questa, va diciamo avanti da anni e ci permette sicuramente di raggiungere importanti risultati. Considerate che mediamente sono 25-30 i soccorsi che facciamo, parliamo di soccorsi dove hanno bisogno di necessità di cure mediche. Quello che avete visto prima della bambina non è un soccorso, è solo un aiuto, non viene neanche considerato però esigeva una certa psicologia, no? Assolutamente quindi voi siete formati da questo punto di vista su un ventaglio di necessità rispetto all'utente. Siamo arrivati al termine, io sono molto contenta di avere ospitato come sempre la Polizia di Stato. Grazie. Che devo dire al servizio del cittadino. Dico sempre, quando li vedete tirate un sospiro di sollievo. Grazie. Perché in qualsiasi occasione certamente tendere una mano significa ricevere un aiuto. Grazie ancora per il lavoro che fate, e noi ci fermiamo per una pausa e torniamo con un altro argomento. A tra poco. Siamo tornati a Buongiorno Sicilia. Intanto saluto il nostro ospite in studio, c'è Franz Lanzafame, endocrinologo del Comitato Scientifico e promotore di EndoDiab. Vedremo fra poco di che si tratta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di addentrarci in questa tematica, io volevo andare a Ragalna, dove vedo collegato Edoardo Sergi. Buongiorno Edoardo, sei già a Ragalna, avevamo annunciato questo nostro collegamento. Tra poco con te il sindaco. Parliamo di Ragalna, come ovviamente il comune del Catanese più colpito dal terremoto di ieri. Sì, esatto Roberta, noi ci troviamo al municipio dove ci sono stati diversi danni e racconteremo insieme al sindaco quali sono adesso i passi da fare un po' per andare a capire quali sono i danni e a fare la conta. Il terremoto che hai detto tu è stato di 4,5, quindi abbastanza forte, con un ipocentro abbastanza in superficie perché non è stato molto profondo e quindi i danni si sono avvertiti molto proprio per questo motivo. Vedremo anche quali sono stati i danni alla chiesa, abbiamo un video proprio del momento in cui è avvenuto il terremoto tramite
tramite le telecamere interne, ma tutto questo fra pochissimo con il sindaco che stiamo aspettando e che a breve arriverà in diretta. Benissimo, grazie Edoardo, torniamo da te fra poco. Allora, cerchiamo di capire che cosa vuol dire EndoDiab, ovvero una rete endocrino-metabolica. Di che si tratta, dottore? Si tratta di questo: endo sta per endocrinologia, diab sta per diabetologia. Si tratta tutte di patologie endocrine, sì. E quindi sul territorio esistono da Caltagirone, Gran Michele fino ad arrivare a Maletto vari ambulatori che già si occupano di questi. Esiste un decreto ministeriale del 2022, il numero 77, che riforma la sanità territoriale. La sanità territoriale è l'anello di congiunzione fra medicina generale, ospedali e università. Sì. E quello che desideriamo fare noi è proprio strutturarci, fare rete per cercare di costruire e fornire risposte migliori al cittadino, più consone e univoche, in modo che, come dire, si parli tutti la stessa lingua, i protocolli siano condivisi e il cittadino possa fruire meglio dei servizi proprio su tutto il territorio. Ovviamente questo è quello che noi offriamo alla nostra stessa azienda, che già si sta muovendo per creare quelle che saranno le casse di comunità, all'interno delle quali verranno messi in pratica e saranno resi operativi dei percorsi per alcune patologie, i cosiddetti PDTA, percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, e si comincerà proprio dal diabete. Si sperano gli altri di poter continuare con l'obesità, ma PDTA, l'endocrinologia e la diabetologia ne hanno anche tanti, anche per patologie della tiroide. Ovviamente l'azienda non potrà fare tutto in un'unica soluzione, però è già al lavoro per poter attivare questo tipo di meccanismo che è già cominciato. Quindi la nostra rete si propone di far questo, di essere strutturata e di poter fornire risposte al cittadino anche più umanizzate. Ecco, per fare questo, tra l'altro, insomma, c'è ovviamente un piano, no? per questa rete, ma sarà anche oggetto di una tematica, di una discussione in convegno. Sì, noi abbiamo pensato di presentarci alla città e a proporre questo tipo di modello operativo e lavorativo, e quindi abbiamo pensato di fare questo convegno per presentarci saranno coinvolti i rappresentanti dell'endocrinologia e delle diabetologie degli ospedali della città, sì. Dell'endocrinologia anche, quindi sia ospedali, sia università e sia anche la medicina generale, in modo da cercare di proporre di colmare i gap. Quindi il collante, diciamo, intanto il collante è la professionalità sull'argomento, ma diciamo che anche la medicina generale, la medicina di base deve essere la spinta verso questa rete di professionisti. Certo, ovviamente. Perché altrimenti vaghiamo e non sappiamo dove andare quando abbiamo un problema di questo genere. Ovviamente, infatti noi abbiamo previsto delle tavole rotonde e abbiamo invitato i medici medicina generale a fare delle relazioni nelle nostre sessioni, proprio affinché si possa anche provare a costruire dei percorsi in modo che i nostri ambulatori siano anche forse meno affollati per patologie che il medico di medicina generale può anche gestire nel suo ambulatorio. Questo potrebbe portarci a ridurre le liste d'attesa. E così, al contrario, noi vorremmo fare con gli ospedali e l'università, mandare quei pazienti più critici quando le vediamo nei nostri ambulatori, e l'azienda si sta strutturando anche per creare queste interconnessioni tramite le COT, che sono proprio degli strumenti fatti adatto proprio per questo. Ecco, quali sono, dottore, le patologie più diffuse, quelle che trattate di più, quelle che hanno bisogno poi di un percorso diciamo di assistenza che in questo protocollo evidentemente è richiesto? Ma sicuramente al numero uno metterei il diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è la patologia forse più presente nella popolazione generale ed è quella che determina più complicanze di vario tipo, cardiologiche, nefrologiche, oculari, vascolari, quindi è sicuramente quella che ha anche un maggior costo per la sanità pubblica. Però attenzione, perché al diabete di tipo 2 molto spesso, nel 90% dei casi, ci si arriva dall'obesità.
Ok, quindi è tutto un collegamento, diciamo certo. così. E poi mi dica una cosa, molto spesso in questo tempo storico il diabete di tipo 2 è legato ai farmaci che si utilizzano e che adesso stanno trovando invece una applicazione anche per l'obesità stessa. Ne parlerete di questa tematica così importante? Ovviamente di questi farmaci di nuova generazione sono prevalentemente ormoni gastrointestinali, sì, che si chiamano GIP e GLP-1 e che stanno dando delle risposte in termini di salute molto importanti ai nostri pazienti, riducendo l'insulina, a volte determinando la remissione anche del diabete. E sicuramente svilupperemo questo argomento e vi è una sessione proprio dedicata e vi saranno oltretutto anche altri farmaci che aspettiamo a breve, che rappresentano innovazione. Ecco, però dottore, come tutte le cose, quando si scopre l'acqua calda, tra virgolette, no? Poi l'acqua calda si utilizza a volte anche quando non si deve utilizzare. C'è un campanello d'allarme che lanciate anche rispetto a un uso sfrenato di questi farmaci? Ma guardi, il campanello d'allarme è quello che bisogna rivolgersi sempre ai professionisti della salute, nello specifico lo specialista dell'ambito endocrino-metabolico e il diabetologo o l'endocrinologo. Loro sono coloro che si occupano di tiroide, di obesità, di diabete, le scorciatoie, delle dietucce fatte con varie modalità o delle terapie comprate su internet molto spesso riservano amare sorprese compromettendo la salute dei pazienti stessi. Ecco, mi sembra giustissimo ribadire questa cosa. E poi c'è il tema anche dell'infertilità maschile, è vero? E questa è una cosa che a noi ci allarma parecchio perché noi abbiamo già dei servizi specifici di andrologia sul territorio, però il dato allarmante è quello che le nascite in Italia, ma nel mondo occidentale sono in forte calo e l'Italia conduce questa classifica e la fertilità maschile è in caduta libera. Quindi bisognerebbe pensare anche a cominciare a vedere i maschietti fin da bambini, da ragazzini, perché questo molto spesso non si fa. E quindi è un invito alle mamme, ecco, un invito alle mamme a portare i loro bambini. Ma da che età, dottore? Da che età bisogna cominciare a fare dei controlli? Un'occhiatina sarebbe utile darla fin da bambini, un'altra occhiatina in età adolescenziale, certo. E questo servirebbe a prevenire tante di quelle patologie che molto spesso eviterebbero di portarci dei pazienti quando poi desiderano avere figli in un'età che bisogna correre e spesso non si riesce a risolvere i problemi. Lei ha parlato di adolescenza, ci sono degli stili di vita che possono incidere negativamente sulla possibile infertilità futura? Che cosa non devono fare i nostri giovani? E tutto quello che già un pochino noi altri conosciamo e che mi piace ribadire. Prima di tutto l'alimentazione. Prima di tutto l'alimentazione, noi abbiamo una dieta mediterranea che è, come dire, patrimonio dell'umanità e dovremmo ricordarci di questa dieta mediterranea che tutti conosciamo, però spesso ci americanizziamo nelle nostre scelte alimentari. E poi sicuramente le sostanze d'abuso, molto diffuse tra i ragazzi perché ci sono delle mode e fra sostanze d'abuso non penso solo alle droghe, ma penso anche all'alcol che molto spesso, come dire, determina gli stessi danni che può determinare l'alcol. Quindi insomma la ringrazio perché ribadire in questi casi è sempre molto importante. Allora, ricordiamo questo appuntamento intanto che permetterà di farvi conoscere bene come progetto, come rete di professionisti. Sì, noi la ringraziamo per averci dato questo spazio per poter discutere di questo e ovviamente noi, ripeto, offriamo alla città questo nostro progetto, lo offriamo alla nostra azienda affinché possa essere utilizzato nel modo migliore con la buona volontà di tutti gli specialisti ambulatoriali, endocrinologi e diabetologi di Catania e provincia. Allora, EndoDiab 2026, lanci lei l'appuntamento e il luogo. E l'appuntamento è il 6-7 prossimi venturi di marzo presso l'Hotel Nettuno.
è un appuntamento riservato ovviamente ai professionisti Certo. della salute, quindi medici di medicina generale, gli specialisti sia che essi siano ospedalieri, universitari, privati, di tutti i tipi. Perfetto, ringrazio tantissimo il dottore Franz Lanzafame e andiamo, visto che non mi sembra ci siano pause da osservare, andiamo direttamente a Ragalna, dove c'è il nostro Edoardo Sergi, lo vedo in compagnia del sindaco. A te Edoardo. Sì, Roberta, abbiamo appena mandato le immagini della chiesa che adesso la nostra regia ci mostrerà tempestivamente, ma siamo col sindaco e partiamo dalla notizia, sindaco. Ci sono degli sfollati, ci ha detto. Sì, ieri sera da ulteriori controlli poi alcune famiglie non potevano più rientrare a casa perché non c'erano le condizioni. Fortuna che c'erano parenti, amici che comunque li hanno accolti e quindi questo è stato un bene per tutti. Però parliamo un po' di quella che è la situazione. Sappiamo che Ragalna è un po' un luogo di villeggiatura di tutti gli abitanti di Paternò, i paternesi che vengono qua in estate, quindi molte di queste case in verità non sono abitate, direi anche per fortuna perché i danni ci sono stati e in questo momento sono circa 600 i danni che sono stati, le segnalazioni che sono state fatte, però come mi diceva bene lei prima della diretta, ecco, molte persone che hanno la seconda casa qua ancora non hanno avuto modo di venire, quindi questo dato, questa conta di danni oggi si riaggiornerà perché ieri è stata la prima giornata, oggi rifarete con la protezione civile che abbiamo visto, i vigili del fuoco, un altro giro per capire un po' qual è la situazione. Sì, assolutamente. Intanto permettetemi di fare un ringraziamento di vero cuore a nome mio, a nome anche della comunità, sia ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai volontari che ieri veramente hanno fatto un lavoro unico nel nostro territorio. Come diceva bene, sì, noi siamo un comune di turistico, un comune di villeggiatura, abbiamo tantissimi, noi siamo 4.300 i residenti nel periodo in tutto l'anno, ma poi abbiamo una presenza di quasi 25.000 nel periodo estivo, quindi molti verranno magari in questi giorni, oggi o domani, a verificare i danni che ci sono stati nelle abitazioni. A proposito di danni, noi abbiamo 3 video proprio della chiesa madre che penso che stiamo vedendo in questo momento con i danni, soprattutto sono dei video infatti in cui accade proprio nel momento in cui vi è il terremoto e subito dopo con i calcinacci caduti. Non so se li stiamo guardando, datemi info dalla regia perché se no vi faccio vedere. Li stiamo vedendo? Li stiamo vedendo, sì. Perché poi subito... Ok Robby, subito dopo poi vi farò vedere i danni al municipio, però ecco, al sindaco intanto chiedo mentre vanno in onda i video, ora cosa succede? Cioè quali sono i prossimi step? C'è in qualche modo una sorta di rimborso, di ristoro per chi ha avuto danni, anche per il municipio, perché molti degli abitanti chiaramente e di proprietari delle case si chiedono cosa dover fare adesso. Beh, questo dico non è stato affrontato ora in questo momento era intanto mettere in sicurezza tutto il territorio e mettere in sicurezza la popolazione. Questo è stato fatto perché abbiamo affrontato tutte quelle che erano le misure del piano di protezione civile, quindi questo è stato fatto. Questo tipo di discorso sarà affrontato dopo, capiremo con gli uffici preposti per capire quello che si dovrà fare dopo. In questo momento si continua invece a mettere in sicurezza le abitazioni, a fare i sopralluoghi e a verificare i danni che ci sono ovviamente sul territorio. Robby, il sindaco Caruso ti sente se domande da Sì, io intanto saluto con molto affetto il sindaco Caruso, lo vedo, sindaco, buongiorno, davvero grande vicinanza per questo momento. Ci ritroviamo purtroppo troppo spesso dalle nostre sedi a raccontare dei comuni siciliani che leccano le ferite. Queste ferite sono ferite che colpiscono ovviamente un comune che è vero che è fatto di tante persone in villeggiatura che vengono per l'estate, ma di tanti cittadini, no? Di tante persone. Ecco, lei ha raccolto sicuramente i timori e le paure dei suoi concittadini. Mi dice se da un certo punto di vista si sono tranquillizzati, se in questo momento insomma si stanno sentendo al sicuro rispetto all'attenzione, come dice lei, della protezione civile, o guardano le loro case con il timore di metterci un piede. Com'è la situazione degli stati d'animo della sua città?
Beh, diciamo che lo stato d'animo è un po' particolare, non si può descrivere a parole, perché se si vive si capisce di cosa si prova. Anche stanotte, dico, c'è stato anche sempre uno sciame sismico di piccola entità, ma ci sono sempre state piccole scosse sia nel pomeriggio di ieri sia stanotte nelle prime mattinate, quindi ancora la situazione è da attenzionare, quindi lo stato d'animo è ovviamente di gente che è un po' scossa, molto scossa. Senta, sono previste ci sono stati dei visite, cittadini che in questi giorni hanno... Scusami Edo, chiedo solo se ci sono previste diciamo delle visite istituzionali a Ragalna in queste ore. Beh, io devo essere sincero e ti ringrazio per la domanda. Io ieri ho ricevuto attestate di stima da tantissimi colleghi sindaci di tutti i comuni limitrofi e non solo. Mi ha chiamato in prima persona il ministro Musumeci chiedendo notizie sulla situazione, mi ha chiamato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che voleva sapere notizie, che è stato in contatto tutto il periodo, oltre al presidente Gaetano Galvagno, all'onorevole Daidone, all'onorevole Antoni Barbagallo, all'onorevole Ciancitto che è da Roma, quindi abbiamo avuto l'attenzione massima sotto questo punto di vista anche politico e amministrativo. Questo ci rende confortati sotto il punto di vista che c'è attenzione sul nostro territorio, ecco. Allora Roberto, ti faccio vedere quali sono i danni al municipio in questo momento, perché ci sono diverse crepe. Noi grazie al nostro fino della legge andremo a vedere quali sono alcuni dei danni. Questa è una delle crepe più grosse che si sono venute a formare qui al municipio, ma insomma sono tanti danni non solo al municipio ma anche nelle case, come abbiamo detto. Allora Sindaco, l'ultima domanda che le faccio: ci sono stati dei cittadini, oltre quelli sfollati, che per paura non sono ritornati qui questa notte? Ma molti ovviamente non sono rientrati nelle case, poi dico, anche se è stato fatto un sopralluogo ed la casa è stata resa agibile, molti per paura non sono ritornati, molti sono andati giustamente, perché capisco che lo stato d'animo è veramente particolare in questo momento, sono andati a dormire fuori o da parenti ed amici. Robby, a te. Sì, allora siamo in chiusura del collegamento. Sindaco, lei ha ricevuto tante telefonate, come mi stava dicendo. Speriamo di raccontare, oltre le telefonate, ovviamente anche un seguito, perché chiaramente qua adesso bisognerà fare la conta, no? La conta dei danni, e la conta dei danni significherà restituire la possibilità alla gente di dormire al sicuro. Quindi noi ci auguriamo e ovviamente ci sincereremo di questa cosa giorno dopo giorno, per capire se ci sarà, oltre appunto alla chiamata, anche un'attenzione in loco e l'assunzione tra l'altro di qualche provvedimento che possa dare dei fondi immediati a queste persone. Edoardo, ti ringrazio il Sindaco e ci sentiamo naturalmente, Sindaco, in queste ore per altri aggiornamenti. Bene, allora noi a questo punto andiamo a sentire le stelle che dicano bene per questo nostro comune del Catanese, chissà. Andiamo tra un attimo dal nostro carissimo amico delle stelle, a tra poco. Caro Marco Amato, ti chiedevo cose un po' complesse, no? Ma le stelle speriamo guardino bene tutti i comuni siciliani che in questi mesi, insomma, no, sono stati attraversati un po' da tante, un po' funestati. Allora Marco, dai, cambiamo tono, cambiamo argomento e parliamo delle stelle. Ti ritrovo con molto piacere. Tu oggi vuoi parlare di una stella che brillerà nel prossimo Festival di Sanremo, ho capito bene? Ebbene sì, proprio perché questo Sanremo che ci ha tanto appassionato, anzi complimenti a te Emanuela per questa splendida collegamento che avete tenuto con la città di Sanremo in occasione del festival. Ebbene, oggi proprio perché il sole e Giove sono di ottimo auspicio, sono ottimisti, vi parlo di Stefano Di Martino, che peraltro avevo anche dato l'anno scorso come uno dei possibili candidati per quest'anno alla conduzione del festival.
festival. Ebbene, le stelle sono proprio con lui. Lui è un Bilancia, e proprio oggi la luna è in Bilancia. Quindi i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, sono super favoriti per tutto quello che riguarda la visione, i progetti futuri. Peraltro Urano, pianeta dell'Acquario, sta facendo un ottimo lavoro connettendosi con tanti pianeti e sembra velocizzare le cose. Un Urano un po' turbolento che scuote un po' le cose, ma ci penseranno Sole e Giove a rimettere tutto a posto. Benissimo, quindi anche per i segni d'acqua, pesci, cancro e scorpione. I fuoco, leone, ariete, sagittario in cerca di verità, mentre i terra oggi sono un po' più alacri nel lavoro, un po' più concentrati sul da farsi. E detto questo, auguro a Stefano Di Martino un'ottima riuscita, a tutti i comuni catanesi e siciliani un'ottima rinascita come sempre, la Sicilia è forte. Roberta, piacere di averti rivista, un abbraccio grandissimo, buona giornata a tutti e buongiorno Sicilia. Bene, va bene, allora oggi andiamo proprio rapidi con il nostro mitico Marco Amato. C'è Emanuela in studio prontissima per un Dulcis in Fundo. È dolce questa cosa finale, Emanuela? Parliamo di Belen Rodriguez, quindi... Vedi, tu l'hai conosciuta proprio benissimo durante la tua presenza a Sanremo. È stato un bel momento, Roberto. Lo so. Allora, no, lei è simpaticissima, bellissima ovviamente. Devi sapere che alla prova di italiano per avere la cittadinanza, perché Belen non è ancora cittadina italiana, è argentina, appunto la showgirl, ad aprile dovrà sostenere l'esame a Milano, dovrà superare il test scritto e orale. Io immagino questi professori che dovranno giudicare Belen Rodriguez, beh, sicuramente non andrà male, ecco. No, penso anch'io. Penso anch'io. E poi restiamo sempre sul Corriere della Sera, nella pagina degli spettacoli, perché si parla di Liza Minnelli. La star si confessa alla vigilia degli 80 anni, alcol e droga dopo il successo di Cabaret. Una notte ero ubriaca a terra, la gente mi evitava, sul palco degli Oscar sono stata umiliata da Lady Gaga, ha raccontato appunto in questa intervista al Corriere della Sera. E allora abbiamo finito, la puntata finisce qui, quindi io ringrazio tanto Emanuela Corsi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito e vi rimando alla puntata di domani, come sempre, alle 8, qui con Buongiorno Sicilia.